Via alla 33esima edizione del Rally di Montecarlo. Sono 229 i concorrenti provenienti da una decina di nazioni, ma soltanto 178 raggiungeranno il traguardo di Monaco. Le eliminazioni sono cominciate infatti dopo 1400 km del percorso, dopo Reims, e poi attraverso i Vosgi, il Giura e il massiccio centrale delle Alpi, dove il vento, la neve e il ghiaccio hanno fatto giustizia delle immeritate ambizioni. Quella che stiamo seguendo in questo momento è la prima parte della gara. Il tempo, le speranze e il paesaggio sono meravigliosi e il rally non si libera ancora di quei caratteri di placida eleganza che rendono mondana la gara. Tra poco comincerà la dura selezione. Intanto si delineano le posizioni che verranno mantenute fino al traguardo. Giungeranno primi a Monaco gli irlandesi Hopkirk e Liddon su una Morris Cooper S. Alle loro spalle si classificheranno gli svedesi Lundfeldt e Fager su una Ford Falcon, dopo un appassionante duello nella prova di velocità disputata sul circuito monegasco. In quinta posizione troviamo invece il primo equipaggio femminile, composto da Pat Moss, la sorella di Sterling, e Ursula Witt. Avevamo parlato di neve, vento e ghiaccio. Bene, quelli che si sono ritirati lo hanno fatto da queste parti. Grazie per aver guardato questo video. Continua a seguirci sul nostro canale.